Si fa sempre più dura, le 8+2 si scontrano per un sogno chiamato Final Four. Avvia il primo dei due atti, amici di Sportisti. Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Palacus di Palermo e Villauria Itria, l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Under 19, Sicilia contro Puglia, con il pronostico più dalla parte dei pugliesi per il loro primo posto nel girone S, ma è arrivato improvvisamente uno stop perché l'Itria aveva vinto sempre fino all'ultimo turno di campionato, poi il 3-1 subito a Taranto, in cui non c'è stata la solita mentalità di squadra. Il Villauria invece secondo nel girone V a -6 dalla capolista Gear, ma in casa nella storia non perde da più di 2 anni. Il Palacus però, dove ci troviamo oggi, non è casa sua, quindi sicuramente servirà una prova di carattere in più. Le due squadre, Villauria in tenuta verde fluo e pantaloncini neri, con Azzarello e Pala a disposizione per la porta, dopodiché Minnone, Muratore, Orlando, La Piana, Passannanti, La Barbera, Ingrassia, Guglielmini, Cardella e Pecoraro a disposizione di Massimiliano Speciale. L'Itria invece in completo giallo, sia la maglia che i pantaloncini, con Palazzo, Pinto e Fanelli a disposizione per la porta, poi il rosato, la Domada, Gianfranco Miuli, Flavio Gianfrate, Moggia, Tagliente, Semeraro e Malagnino a disposizione di Giuseppe Convertini. L'arbitro della partita è Domenico Sacca di Reggio Calabria, assistito da Maurizio Barcio di Cosenza. Al cronometro Antonino Schifano della sezione di Trapani. Tra pochissimo ci sarà un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto che ha colpito purtroppo Turchia e Siria. Circa 30.000 morti parlano le voci di questo periodo, e ci sarà anche il pensiero su tutti gli altri campi della LND in questo fine settimana. Villauria Itria, andata dei quarti di finale, con il ritorno che si giocherà tra 2 settimane al Peppino Todisco di Cisternino, in provincia di Brindisi. Ci appoggiamo al ricordo delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. L'applauso del Palacus, due squadre in cima ai propri gironi del proprio campionato. Villauria secondo nel girone V, Itria invece capolista del girone S, a +6 sul Castellana. Primo pallone che verrà fatto rotolare dalla squadra di casa, la squadra di Palermo, quella allenata da Massimiliano Speciale. Campo neutro, quello di oggi. Villauria che non gioca al Paladon Bosco, indisponibile per una manifestazione, si è appoggiato all'impianto universitario del CUS Palermo. Ci gioca il CUS Palermo militante in C1 siciliana. Oggi palcoscenico di questa sfida di caratura nazionale. Ultimi dettagli per far partire questo match. Alle 15 è iniziata Roma-Napoli, alle 16:30 ci sarà la sfida tra Cornedo e Aosta, alle 17 il calcio d'inizio dei amici del centro sociosportivo contro la Lazio per concludere il quadro dell'andata di questi quarti di finale tutti comodi. È iniziata Villauria Istria, con l'Itria, squadra pugliese, in maglia gialla, mentre il Villauria in maglia verde fluo. Sicuramente la fase di studio sarà protagonista di questi primissimi minuti. Il lancio di Azzarello in profondità, l'uscita a sua volta da parte di Pinto. Questi due sono i portieri titolari da una parte, quindi Azzarello, dall'altra Pinto. La Barbera, il capitano della Villauria, per Minnone. L'intervento da parte di Semeraro, avanza l'Itria, pallone in fallo laterale. Battuto già dal Villauria, ancora la Barbera,
protagonista anche nazionale, insieme al suo compagno Scalavino, che oggi è indisponibile. Due tempi da 20 minuti effettivi. Pallone in rimessa laterale, pallone che deve anche arrivare. Rimessa Itria, pallone dietro sinistro alto, subito di Tagliente per la prima conclusione della partita. L'opera di Davide Tagliente, tanti ragazzi di questa squadra cresciuti nel settore giovanile, un punto importante per la propria carriera che ancora deve sbocciare, perché parliamo sempre di un settore giovanile, però per esempio la classe 2006, la Domada, è anche protagonista con la prima squadra. La giocata del Villauria, salta due avversari, così la piana, prende il pallone, ha cercato di metterlo in mezzo, riparte l'Itria con il pallone gestito con il destro da parte di La Domada, e la risposta di Azzarello, pallone in fondo laterale. Sono passati poco più di 2 minuti per quanto riguarda questo primo tempo, è ancora lunghissima. Concluderà fuori La Domada, deviazione in angolo. Occhio a questo ragazzo che in stagione ne ha fatti tanti di gol, ben 24 tra campionato e Coppa. La battuta dell'angolo con gli scambi tentati da Tagliente e Semeraro, anche lui classe 2006. C'è un'altra rimessa in favore dell'Itria. La Domada dietro per Semeraro, ancora La Domada verso il centro. La Domada, Rosato cerca di soluzioni l'Itria, ma il pallone viene recuperato in zona pericolosa davanti la porta, non può sbagliare il Villauria. Mignone porta avanti i palermitani 1-0 a 17:48 dalla fine del primo tempo. Il gol di Mignone su errore difensivo dell'Itria. Si sblocca il match con il gol per il Villauria, la prima vera occasione dopo il tiro fuori alto da parte dell'Itria. Palermitani dunque in vantaggio con il gol segnato da Mignone, il quarto della sua stagione. Aveva segnato anche al primo turno contro il Real Termini, partita finita 6-3, il debutto stagionale in Coppa del Villauria. Gli altri due gol invece li ha segnati rispettivamente alla prima e alla seconda giornata, quindi inizio di stagione abbastanza importante a livello realizzativo. Le reti contro Canicattì e sempre Real Termini, anche in quel caso ci fu una vittoria, sempre con 6 gol, sì, a 2 fini il totale. Altra conclusione, pallone fuori dallo specchio della porta, il palo colpito da La Barbera, che è ancora in possesso, diagonale che scorre, finisce sul fondo. Villauria sicuramente gasato dopo il gol trovato da Mignone. La Domada, giù da Rosato, il pallone passa sì, ma ha varcato la linea del fallo laterale. Mignone con calma, La Barbera non passa, c'è il tocco di Tagliente in pressione, pallone lanciato lungo, altro contrasto fuori.
Altra rimessa per i palermitani. L'attacco di Rosato, si gira però la piana, l'intervento di Semeraro nel tentativo di recuperare il pallone, non è stato così. La Barbera dietro per Minnone, ancora la piana, pallone però regalato a Tajente, se ne va verso l'esterno, calcio in diagonale, anche questo va fuori, ci vuole provare però l'Itria. Ancora lo specchio della porta, difeso da Azzarello, non è stato centrato, altro pallone regalato però, Rosato si gira molto bene, Tajente perde però l'aggancio disponibile al tiro, perché era stato fatto tutto bene, ma è mancata la cosa più importante alla fine. Il giropalla dei pugliesi, sponda di Tajente, arriva in pressione Rosato, si torna indietro per il Villauria da Azzarello, lancio profondo, eppure stava per trovare la piana, che di contro è il bomber del Villauria, 14 in stagione, di cui 5 in Coppa, segnati tutti al secondo turno in quel 8-4 in casa della GR di Piazza Armerina. Lancia a cambiare tutto, c'è quasi l'aggancio di Rosato, la protezione di La Barbera per far prendere tutto da Azzarello. Minnone, la piana scatta in fascia, cerca di metterla in mezzo, ma è un altro contrasto a preservare il pallone per l'Itria. Il servizio di Ladomada non è per il compagno perché non c'è intesa di comunicazione. Lancia a cambiare tutto, c'è ancora Rosato che fa molto bene il proprio lavoro. Minnone, dall'altro lato sempre Minnone, piazza, risponde l'altro due, Rosato, l'ha presa da parte di Pinto. Ma già, riceve nuovamente la Domada, se ne va in mezzo a due, stava per sfondare ancora Tajente per il possesso, la prende alla fine Rosato, la scivolata regolare in rimessa laterale per Minnone. Rosato verso il centro, stava per prenderla Tajente, era anche spalle alla porta, difficile da lì controllarlo. Passati quasi 6 minuti dei primi 20. Villauria che sta gestendo questa prima fase di match, il pallone arriva comunque a Rosato, ma era uscito lo stesso. Lo scatto di Orlando, il passaggio per Muratore, l'Itria in possesso palla, la Domada respinge Azzarello. Eccola qui la prima conclusione del bomber dell'Itria. Pressing su Ingrassia, si ritorna dietro ancora Ingrassia a puntare la Domada che chiude in fallo laterale. A proposito di falli, ancora nessuno. 0
sul tabellone, tutto regolare fino a questo momento. Nessuna irregolarità da parte di entrambe le squadre. Piuttosto sta reggendo il gol di Minnone. Moggia con un po' di difficoltà va avanti, poi si deve rifugiare in difesa. La Domada scatta, la Domada d'esterno, risponde Azzarello e aumenta i giri del motore la Domada, ma aumentano anche le chance da parte del giocatore dell'Itria. Orlando, il pallone passa in Grassia, prova a mettersi la gamba Moggia, come sempre il Villauria ad avere il possesso del pallone. Pressing che non sortisce l'effetto sperato a favore dell'Itria. Nel frattempo è rientrato in campo Tagliente al posto di La Domada, che si siede in panchina. La scelta di Giuseppe Convertini, l'allenatore dell'Itria. La Barbera, che va a colpire addirittura uno degli arbitri. Ci fa mettere il corpo Tagliente. Cambio anche nel Villauria, rientra in panchina in Grassia, al suo posto Pecoraro, uno degli uomini più pericolosi del Villauria, decisivo nella gara di ritorno contro la Meta Catania nel terzo turno. Villauria che ha avuto l'accoppiamento per quanto riguarda la sfida da affrontare nel terzo turno, invece l'Itria ha disputato un triangolare. Villauria che ha perso l'andata 3-1 contro la Meta, poi ha vinto 3-1 al ritorno. Il risultato è rimasto così per i tempi supplementari, poi la squadra palermitana ha trionfato ai calci di rigore, terminando il match su un totale di 8-5. Itria che dall'altro canto attacca lungo la fascia. Nel terzo turno ha disputato il triangolare con Mirto e Giovinazzo. Entrambi i match sono stati vinti, con il Mirto c'è stato un 8-3 quasi secco, mentre in casa del Giovinazzo è finita 4-1 a punteggio pieno nel triangolare del terzo turno. Avanza il Villauria, muratore largo da Pecoraro che va ad impegnare Pinto con una gran parata. Allora corner, il pallone va dietro la Barbera, non è stato ottimo il controllo con il pallone che è stato allungato in maniera involontaria. Orlando poi ha chiuso. Rosato calcia sulla schiena però di La Barbera. Muratore, rimpallo a sfavore. C'è il time out, un fallo a testa, 10:51 alla fine del primo tempo, con il Villauria sempre avanti. Il gol di Minnone. Serve qualcosa in più per l'Itria, perché ci sono state delle conclusioni in risposta al gol del Villauria, che a sua volta gestisce abbastanza bene questo vantaggio
proponendosi varie volte. Itria che ha ancora qualche difficoltà a uscire e che adesso si va a riunire sotto le indicazioni di Giuseppe Convertini. Dall'altro lato ci sono quelle di Massimiliano Speciale per il Villauria. Indicazioni soprattutto a Tagliente, che tra l'altro gioca con gli occhiali, quindi deve stare particolarmente attento. Si riprenderà a giocare con una rimessa laterale in favore dell'Itria. Già battuta, Rosato si muove tanto dall'altro lato Moggia, pallone che arriva ad Azzarello. Muratore, il pressing dell'Itria in raddoppio, infatti c'è il fallo. E allora punizione Villauria conquistata da la Barbera. Nel frattempo è rientrato la Domada, dato Itria, preso il posto di Rosato. Muratore, Pecoraro pressato, c'è un po' la trattenuta per la maglia da parte di Moggia. Villauria che guadagna metri, vicinissimi alla metà di questo primo tempo. Attacco di Tagliente e rimessa Itria. L'ultimo tocco è stato di marca palermitana. Si procederà in questo modo. La Domada gira molto bene nelle parti di Tagliente, pallone morbido, la Domada, c'è la protezione di Muratore ma il pallone è ancora vivo, si cerca l'allungo con la Domada che poi la manda sul fondo. È rimasto a secco contro Taranto la Domada, l'unica partita in cui non ha segnato, perché per il resto della stagione, almeno con la maglia dell'Under 19, ha sempre segnato. Tra l'altro ha realizzato un poker in quell'11-2 contro il Senise alla quarta giornata di campionato. Ci si aspetta tanto da lui quest'oggi. Villauria che invece che ha la piana è Pecoraro e i propri capocannonieri, ma sono andati più giocatori a segno lungo l'arco della stagione rispetto all'Itria, 13 contro i 10 dei pugliesi. Pallone in mezzo, risponde Azzarello, lo porta avanti Pecoraro, poi trattenuta con Moggia che lamenta un tocco in viso, caduto a terra, sembra essersi fatto male. Il giocatore in maglia gialla, Mattia Moggia, laterale a disposizione di Convertini, tutto ok per uno dei 2005 in campo, deve uscire e allora entra al suo posto Rosato che conquista il suo primo pallone dal momento in cui è rientrato in campo poco fa. Nessun aggancio per Tagliente, si ritorna da Azzarello. Muratore, tiro palla a Villauria, nessuna intesa e allora calcio d'angolo regalato all'Itria con la piana che ha sbagliato il passaggio, è stata sbagliata anche l'intesa con i compagni, allora possibilità per i pugliesi con
con la battuta affidata alla Domada, dietro calcia tagliente, c'è la risposta con il pallone che va a finire nella tribuna del Palacus. Semeraro, la Domada, ancora Semeraro, largo da Rosato. Semeraro cerca di accentrarsi, c'è il tiro, ma viene respinto subito. Avanza il Villauria, la scivolata decisiva contro l'attacco di Muratore. Rimessa guadagnata dall'Itria, calcio da fuori, in questo modo la Domada, vogliosa di segnare e di ritornare al gol. L'Itria qui si arrabbia perché c'è stato un altro pallone regalato, doppio rimpallo involontario con il pallone che è finito fuori, dunque parità sotto questo punto di vista. Azzarello, lancio lungo, se la va a chiamare Pinto con il pallone fuori, è stato cercato Pecoraro. La Domada, Semeraro, non per tagliente, il pallone finisce fuori. La girata di Lapiana, passaggio per Muratore, non può andare avanti. Ancora Muratore, verso l'esterno, se la allunga troppo però. Battuta rapida di La Domada dalle parti di Rosato, impossibile da prendere. A parte quei falli, a parte con la trattenuta su Moggia, partita abbastanza tranquilla dal punto di vista dei falli, 2 commessi dall'Itria, 1 solo commesso dalla Villauria. Conclusione da fuori Azzarello, il pallone rimane in piena area di rigore, c'è il gol dell'Itria, Tagliente ha pareggiato Tagliente, il match si rimette in parità, la risposta di Azzarello davanti al giocatore in maglia gialla, 1-1 al Palacus. Si è fatto male però Azzarello nel contrasto. Il gol comunque c'è per Davide Tagliente, il numero 15 in stagione, il quarto in Coppa. Non ha segnato soltanto nell'ultima sfida in casa del Giovinazzo, poi un gol per partita contro Taranto Senise e Mirto. Sembra non farcela Azzarello, al suo posto Pala, cambio in porta nel Villauria. E vedremo un po' se questa potrebbe essere una svolta della partita, maggiore attenzione per Pala a prendersi questa responsabilità, almeno per i minuti in cui starà dentro. Vedremo se a partita in corso sarà disponibile nuovamente Azzarello. E infatti adesso c'è il cambio, Azzarello è ritornato tra i pali.
L'attacco di Tagliente, fresco di gol, applaudito dalla panchina e anche dai sostenitori dell'Itria che sono arrivati dalla Puglia. Trattenuta per la maglia su Pecoraro, che comunque il possesso, avanza ancora Pecoraro quasi davanti alla porta, calcia la deviazione di Pinto, corner per il Villauria, è stato costretto un po' ad allargarsi per andare a concludere. Pecoraro, la battuta è da parte sua, Minnone, il duello visivo più che altro con gli avversari. Pecoraro, destro-sinistro, va avanti con qualche dose di fortuna, deve allargare per forza, invece c'è la pancola, Pecoraro finisce giù, c'è il fallo e anche il cartellino giallo per Rosato che finisce a terra dopo il contrasto. Posizione centrale verso la porta, è stato un po' testardo però Pecoraro perché poteva allargare, invece ha preferito fare tutto da solo. Doppietta contro la Meta Catania al ritorno, 2 gol importanti per rimontare gli etnei per quanto riguarda il passaggio del turno, quasi un tiro libero praticamente. La battuta andrà alla Piana, c'è lo stesso Pinto in barriera, il tiro traversa, pallone che rimbalza giù e non entra. Villauria a un passo dal 2-0, la traversa di La Piana sul calcio di punizione, tiro potentissimo che è rimbalzato giù, Itria con i brividi. Pallone dietro, c'è la conclusione di La Domada, pallone che rimane in zona calda, poi calciato sul fondo e raccolto da Pinto. Rosato, ammonito poco fa in occasione del fallo, La Domada cerca di allungarsela, ce la fa ancora La Domada, il passaggio verso il centro, si lamenta una trattenuta, non c'è nulla, c'è soltanto rimessa dal fondo per il Villauria, aveva segnalato qualcosa Semeraro, ma nulla da fare. La Barbera ce la fa così il Villauria in grassia, c'è anche il piede di Pinto a deviare in angolo. Pallone verso il centro, La Piana con il palleggio e ancora Pinto. Tutto bello per La Piana. Invece di andare potente da posizione ravvicinata ha preferito appoggiare per ingannare il portiere in maniera diversa. La Domada sempre a trovare i corpi avversari, pallone che rimane in possesso. Itria ancora una volta portato verso il fondo, 4:20 alla fine del primo tempo, sempre 1-1. A Minnone ha risposto Tagliente. La Domada, il passaggio per Semeraro, c'è un po' di spazio per l'Itria che allarga tutto, pallone in mezzo, voluto in diagonale. Rosato, altra conclusione sulla schiena di La Piana, cerca di allungarsela la Barbera, la va a prendere La Domada, spintonato da dietro, l'Itria va comunque avanti, c'è il recupero del Villauria che allarga sulla fascia di sinistra, si continua a giocare, finisce giù la Barbera, recupero regolare per l'Itria che va avanti. La Domada si aggiusta il pallone, calcia addosso a Minnone, poi il colpo a levar via il pallone da parte di La Piana vuoto che ha rischiato di fare male all'avversario.
non c'è stato nulla, ha lisciato sia l'avversario che il pallone, il giocatore della Villauria viene anche richiamato in panchina, al suo posto entra Orlando. Alzata morbidissima, invitante per Orlando, appena entrato, sbaglia la conclusione e c'è il calcio di rigore per il Villauria, cartellino giallo estratto dall'arbitro su Moggia. Calcio di rigore per il Villauria, opportunità per i palermitani di riportarsi avanti. Orlando aveva fatto una cosa stupenda, poi non ha calciato potente perché mancava soltanto questo per conquistare l'intenzione almeno di battere Pinto. Per sua fortuna c'è stato il fallo da rigore di Moggia e allora calcio di rigore per il Villauria. Andrà a battere la Barbera, il capitano dei palermitani, quarto fallo invece per i pugliesi, questo qui di Moggia, ammonito in squadra assieme a Rosato. E allora la Barbera contro Pinto. Tensione al Palacus. La Barbera batte Pinto, il gol del Villauria, 2-1. Nuovamente in vantaggio la squadra di Speciale grazie al proprio capitano. Tutto da rifare per l'Itria, che adesso vuole sbrigarsi perché il primo tempo sta per finire. La Domada stava cercando la Veronica, è andato a conquistarsi la punizione. E allora opportunità con la Domada. Andrà lui alla battuta. La Domada, soluzione corta, Tagliente sul sinistro, grandissimo gol di Tagliente che ha trovato l'angolino e c'è il gol dell'Itria, 2-2, partita bella, doppietta per Tagliente. Tre minuti alla fine del primo tempo, pallone regalato, Rosato, ancora Tagliente si gira, trova la deviazione di La Barbera, calcio d'angolo. Pallone ancora in diagonale, calciato da Semeraro, recuperato nuovamente, passaggio per la Domada con la Barbera che poi è finito giù, nessun fallo. Richiamati i ragazzi in panchina dell'Itria. La Domada, Tagliente, lungolinea, si stava per girare totalmente Rosato, poi ce la fa e allarga in faccia, pallone in mezzo a Zarello, non totalmente con la presa. Ingrazia un po' di difficoltà, riesce ad evitare Semeraro, se la allunga, non c'è nulla, non c'è il fallo commesso dalla Domada, c'è il tiro da parte sua, va a respingere la Barbera, altro giocatore giù, altra volta che si ferma il gioco, c'è il quinto fallo commesso dall'Itria e dunque occhio.
La Barbera davanti a lui Tajente, si va dall'altro lato, 2 avversari superati in una volta, poi Ingrassia allarga tutto dalle parti di Murato. Relazione costruita è stata molto buona. È rimasto però giù Semeraro, si chiede l'intervento dalla panchina, vedremo se ci sarà qualche cambio. Nel frattempo Convertini sta chiedendo il motivo della non concessione del fallo, con la rimessa laterale battuta dall'Itrea. 1:40 alla fine del primo tempo. La Domada gira da Rosato, ancora la Domada, stavolta l'Itrea a far girare le pallone in maniera più tranquilla. Rosato, la Domada, Tajente, morbido, quasi sul braccio di La Barbera, che si allunga verso il centro, pallone che stava arrivando in qualche modo, con qualche rimpallo in faccia. La Barbera finisce giù, tutta la panchina del Villauria in piedi, nessun fallo, con il richiamo alla panchina dei palermitani, solamente rimessa per l'Itria. Che continua a far girare il pallone, obiettivo segnare entro la fine del primo tempo. Mancano 55 secondi, lunga verso Tajente, finisce fuori. Anche da capire il livello agonistico dei nervi dopo questo episodio non segnalato falloso. La Barbera, pallone portato dalla Villauria sempre più in avanti. La Barbera addosso a Rosato, Orlando lascia morbida questa palla alla Barbera per andare dall'altro lato. Muratore si rifugia da Azzarello. La Barbera avanti, il tiro! Mamma mia, che cosa ha trovato in porta la Barbera! Super gol! 3-2 Villauria, una magia del capitano dei palermitani. Stupendo! Come ci è arrivato quel pallone dritto in porta, dove Pinto non è potuto arrivare. 3-2 a 16 secondi dalla fine del primo tempo. La doppietta di La Barbera. Giro palla anonimo nell'aspettare la fine del primo tempo. Sirena 3-2 Villauria, una partita ripresa per 3 volte da parte dei palermitani. Il gol di Minnone, il pareggio di Tajente, il calcio di rigore da parte di La Barbera, il pareggio di Tajente per la doppietta personale. Un gran gol questo, così come quello di La Barbera, che ha trovato l'angolino allo stesso modo del proprio avversario. Una partita iniziata con forse una prima fase di match condizionata dalla fase di possesso della Villauria, che ha approfittato dell'errore avversario in occasione del primo gol e ha tenuto di più il pallone. Poi la partita si accende un po' di più, dove i pugliesi hanno trovato il pareggio, hanno
ritrovato il pareggio, lo stesso tagliente a segnare un gol dopo l'altro. Il Villauria adesso è a 3 gol contro i 2 commessi dall'Itria, 5 falli tra l'altro commessi da parte dei pugliesi contro i 2 dei palermitani. Noi ci risentiamo tra 10 minuti circa per il secondo tempo di Villauria Itria. Amici di sportisti appassionati di futsal, ben ritrovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano i ragazzi delle formazioni juniores under 19 di Villauria e Real Termini Recogest per il girone V del campionato nazionale riservato proprio alla categoria juniores under 19. La classifica sorride alla GEAR, mentre intanto attenzione alla Barbera che recupera un buon pallone, sfonda la porta, Thomas La Barbera porta in vantaggio il Villauria. Esattamente dopo 4 primi e 34 secondi si sblocca la partita del Pala Don Bosco e la sblocca Thomas La Barbera. La Barbera di prima ancora sulla piana, Ingrassia prova a passare, non ci riesce, allora chiude per un attimo il Real Termini, poi incrocia con il destro Ingrassia, la palla si perde fuori. La piana, la Barbera ha un po' di spazio, viene subito chiuso, però allora trova sfogo in Pecoraro, calcia con il destro, la palla colpisce il legno. Adesso sul pallone c'è solo il numero 7 Bisesi, fischia l'arbitro, prende la rincorsa, uno schema per Damiani, salva sulla linea la Barbera con la testa, mette in calcio d'angolo la Barbera che ha salvato sulla linea la piana. Il tiro e scarica su Pecoraro, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento da parte di Damiani che spinge la ripartenza. Ancora Damiani inseguito da Scalavino, incrocia col destro, palla fuori non di molto, si sincera delle condizioni di Bisesi e poi riparte. C'è la palla ancora allargata per la conclusione, respinta da Purpura da parte di Orlando e torna a farsi vivo il Villauria in zona offensiva. Purpura però attento e pronto sul tentativo di Antonino Orlando. La palla dentro proprio per Orlando che la mette nel sacco, 2-0, e segna Orlando proprio mentre la panchina del Real Termini chiamava il time out. Tocco per Bisesi che è tornato in campo. Damiani, zona tiro per lui, infatti calcia con la deviazione, bravissimo Azzarello a toglierla dalla porta, poi salva Guglielmini del Villauria quando sono entrati nel corso degli ultimi 4 minuti. Scalavino riesce a passare, Scalavino la solata su Purpura, salvataggio sulla linea di Damiani, Damiani scarica indietro a Bisesi, la palla dentro del Brasile che è tutto solo, può calciare, può battere Azzarello. Momento di blackout in questo caso per la difesa del Villauria che concede il gol a Basile e 2-1 al Pala Don Bosco. La punizione dunque con la piana che guarda la porta, prende la rincorsa e calcia, trova il buco, trova il 3-1. La piana che dunque rimette di nuovo 2 lunghezze di vantaggio per la sua squadra. Scalavino cerca spazio, la ruleta di Scalavino, gran giocata, palla per Orlando, al tu per tu con Purpura, lo mette a sedere Orlando, gran gol per chiudere il primo tempo, lo firma ancora Orlando, doppietta personale e palla del 4-1 per il Villauria. Non ne recupera, c'è spazio addirittura anche per la ripartenza, Guglielmini anche l'8 per tu con Purpura, lo batte 5-1. Adesso prende il largo il Villauria in gol, anche Guglielmini ricomincia ad attaccare in maniera quasi vorticosa il Villauria che qui trova Ingrassia e ci vuole un intervento di puro istinto di Purpura per negare il 6º gol. Torna in possesso palla il Real Termini, non succedeva da un po', cerca subito di andare in verticale con Paesano che buca Azzarello, trova la rete del 5-2, accelerazione improvvisa da parte della squadra termitana che riduce le distanze, si porta sul 5-2. L'intervento di Polo Scalavino. Qui intanto c'è il tentativo di recupero del pallone da parte dei Signanti.
6, segna il gol numero 6 del Villauria, quello che vale il 6-2 in favore della squadra di casa, appena entrato in campo, appena debuttante in partita. Evidentemente qualche problema per il numero 7. Conclusione di Scalapino, palla che sbatte sul palo. Ora passa a Nanci. La gioca nuovamente sul suo pivot che viene fermato dall'intervento di Pollicino. Tiro ribattuto in posa da Azzarello. Poi Damiani, fermato. No, fermato però Antonio Orlando, che però sbaglia e regala il pallone a Basile. Basile fermato da Cardelli. Poi Paesano in seconda battuta. Paesano calcia, Azzarello col petto. Inizia a guardare il cronometro. Entrambe le squadre, si passa ai saluti in attesa che arrivi, e sta per arrivare anche il suono della sirena. Eccola qui, vince il Villauria 6-2 contro il Real Termini Recogest, partita in discussione solamente fino ai minuti finali del primo tempo. Lascari non vuole fermarsi, vuole anzi continuare la propria corsa verso i piani alti della classifica. Strepitosa la rimonta nelle ultime giornate da parte della formazione guidata da mister Claudio Grimaudo, che ospita al Santa Barbara di Cefalù un Villarosa che invece è in crisi nera di risultati e ora inizia a intravedere anche la parte bassa della classifica. Direttamente da Cefalù per questo incontro che apre il mese di febbraio per la compagine maglia nera di Grimaudo e per la compagine maglia rossa di mister Mario Folisi. Entriamo subito in cronaca perché il primo tentativo lo mette a segno, per così dire, il Villarosa. Calcio di punizione da una trentina di metri, ci prova con il suo sinistro Mardi, palla che però si spegne lontana dalla porta difesa, dà fiducia al primo affondo, al primo tentativo offensivo. Passa a condurre il Lascari Cefalù con questa palla che ballonzola al limite dell'area del Villarosa. Poi arriva il più veloce di tutti, Giovanni Sferruzza, ancora lui, dopo aver trafitto il Geraci, segna anche contro il Villarosa e fa esplodere il pubblico del Santa Barbara presente ad affollare gli spalti dell'impianto cefaludese. Passano altri 6 minuti ancora. La squadra di casa ad attaccare sempre con questi tentativi magari un po' confusi ma comunque efficaci, come in questo caso. Grande imbeccata ancora per Sferruzza che a tu per tu con Pesce non perdona. Siamo al 19° minuto e siamo già sul 2-0 in favore del Lascari Cefalù. Però i padroni di casa non intendono fermarsi, passano un paio di minuti, c'è la fuga in fase offensiva da parte di Mocciaro che scappa sulla destra, riesce anche ad arrivare sul fondo, mette al centro un pallone d'oro per Zangara che decide di stoppare, poi calcia, è battuto Pesce ma la palla non entra, si rimane sul 2-0. Anche se il Lascari Cefalù continua ad attaccare, vuole approfittare del vento favorevole che spira alle sue spalle. Qui una palla messa in mezzo da Di Peri che cerca la trivela all'indirizzo di Sferruzza, il quale non colpisce bene a tu per tu con Pesce. Poi al 33° calcio di punizione c'è la respinta di Pesce sui piedi di Volpini che segna, ma a gioco fermo l'arbitro annulla. Inizia il secondo tempo di Villauria Itria, l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Under 19 di futsal. Un risultato che ha visto una botta e risposta da parte delle due squadre. Villauria in vantaggio con Minnone, il pareggio di Tagliente, poi il calcio di rigore di La Barbera che ha riportato avanti i palermitani, il pareggio di Tagliente ancora una volta per la doppietta personale, il 3-2 di La Barbera, anche lui alla doppietta a riportare avanti il Villauria nella fase finale del primo tempo. Villauria in maglia verde fluo, Itria in completo giallo. Qui il pallone recuperato da La Barbera con Tagliente giù, l'autore della doppietta. Per quanto riguarda la squadra pugliese facciamo un recap delle due rose convocate per questo pomeriggio. Villauria con Azzarello e Pala a disposizione per la porta, poi Mignone, Muratore, Orlando, La Piana, Passannanti, La Barbera assieme a Ingrassia, Guglielmini, Cardella e Pecoraro. Itria invece con Palazzo, Pinto e Fanelli per la porta. Rosato la doma da Gianfranco Miuli, Flavio Gianprate, Moggia, Tagliente, Semeraro e Malagnino.
Muratore adesso per il Villauria, Orlando ancora per Muratore, scambiano il pallone lungo la fascia i palermitani con il rinvio in fallo laterale da parte degli avversari. Dunque rimessa. Nitria che ha concluso il primo tempo con 5 falli commessi, non ha influito però. Meno falli invece commessi dal Villauria. Attenzione all'appoggio verso la porta di Pecoraro. Stava per concretizzarsi come tiro vero e proprio, anche se comunque i pensieri ha spinto il portiere dell'Itria, li ha messi. Dall'altro lato invece Azzarello a proteggere i pali del Villauria si è scambiato per 30 secondi circa con Paola a causa di un infortunio che si è verificato subito dopo il gol del momentaneo 1-1 da parte dell'Itria. Regolarmente in campo Azzarello. Semeraro. L'Abdomada. Un paio di occasioni per lui verso lo specchio della porta. Il bomber dell'Itria. Attenzione al diagonale dalle parti di Semeraro. La chiusura in calcio d'angolo. Pallone dietro, Tagliente, c'è il tiro, Azzarello a due mani centrale, poi va fuori Semeraro da buona posizione, forse un pochino di fretta nel concludere l'Itria. Difficile qui il lancio per la Barbera nel trovare qualcuno. È rimessa Itria. Tagliente. La Domada. Si trova davanti agli avversari. Poi va dietro. Spinto da capo. Tagliente avanza superando due avversari verso il centro. Tagliente! Azione personale, gol personale, tutto top per la tripletta personale di Tagliente. 3-3. Altro botta e risposta. Ha fatto tutto lui. Inizio di primo tempo che si era messo un po' male per l'Itria, squadra condizionata dal gol del Villauria nato per una disattenzione difensiva. Adesso c'è il pareggio, 3-3, ancora Tagliente. Fermato Maggia, sempre Tagliente, e così è salito a 17 stagionali. Moggia, serie di giocate, possesso perso, pallone di Lapiana, lancio lungo, va fuori e rimessa per il Villauria. Guglielmini appena entrato, pallone per Orlando, buona posizione per calciare.
Muratore, ancora Orlando, regolare il recupero del pallone, tagliente a larga davanti il portiere, la Domada va a respingere Azzarello. Semeraro, deviazione e la rivolta dell'Itria è completata. Semeraro da fuori, 4-3. Dedica speciale per il vice capitano dei pugliesi. Villauria sotto per la prima volta all'interno di questa partita. Pallone che va avanti, c'è il tiro, respinge Pinto su Guglielmini, ancora viva, ancora Guglielmini, tacco improvviso, c'è Muratore, stava arrivando da dietro la Piana, non è andata a calciare lui, pallone buttato in fallo laterale. Rimessa corta, la Piana verso il centro-sinistro, S di pochissimo. A un passo dal 4 pari il Villauria. Sesta partita consecutiva a segno per Semeraro, così salito a 11 stagionali, è il quarto in Coppa per lui oggi. Segnò una doppietta nella trasferta contro il Giovinazzo, 2 dei 4 gol segnati da parte sua. Non si va a intendere Orlando con Guglielmini, rimessa dal fondo per Pinto, adesso i ruoli sono cambiati, il Villauria ad inseguire e l'Itria ad andare avanti, ad essere avanti nel punteggio. La Domada, Semeraro nuovamente per la Domada, Moggia si accentra anche lui, tiro prevedibile tutto su Guglielmini, se la allunga Semeraro, calcia Semeraro, un po' morbido, basta allungare le braccia per Azzarello. Muratore, ne ha superato uno, non l'altro. Orlando, la Villauria va avanti, palla al piede, Muratore, Guglielmini, la Piana sul sinistro, calcia addosso alla Domada, se l'è ritrovata davanti la Piana, sbaglia il passaggio per Muratore, non arriva neanche dall'altro lato Orlando in qualche modo a risolvere l'intesa che è mancata inizialmente. Non è la prima volta che succede al Villauria. Semeraro aveva trovato il varco per la Domada. La Domada da fuori, largo. (12 minuti alla fine). 4-3 Itria. Minnone pressato da 2. Rimessa a Villauria che si prende un po' di metri. Pallone lasciato alla Piana. Altra deviazione in fallo laterale. Rimessa corta, la Piana se la allunga ancora, finta il tiro sul sinistro, poi va a calciare. Addirittura in fallo laterale va a finire.
Rientra in campo Tagliente al posto di La Domada. Cambi un po' contati per l'Itria, ci sono diversi ragazzi fuori per infortunio. Infatti è spesso questa la soluzione, ancora fuori La Piana. Minnone in fallo laterale con la rimessa in favore dell'Itria. La Piana mette giù, vince il rimpallo su Tagliente. Guglielmini dietro da Orlando che ne evita due, poi gira tutto da Muratore. La Piana in mezzo, leva il pallone, lo va a mettere fuori Semeraro e corner. La battuta si voleva larga, Orlando, occhio perché c'è Tagliente che ruba il pallone, sono in due dell'Itria contro te, il passaggio era per Rosato che per un pelo stava per agganciare il pallone. Moggia il tiro da fuori sull'esterno della rete, il tentativo di Rosato, unico ammonito in campo assieme a Moggia. 0 gialli invece lato Villauria. Tra l'altro ancora nessun fallo in questo secondo tempo. L'intervento adesso arriva, il fallo subito dalla Villauria, commesso dall'Itria, il primo della ripresa, ce lo siamo un po' chiamato. La Barbera, La Piana, l'attacco da parte di Moggia. La Barbera si registra un altro po' con la sua ala, va da Muratore, protegge Rosato, un po' sugli scudi l'Itria. La Barbera nell'evitare gli avversari, stavolta la rimessa è per i pugliesi. Rientra la Domada, ha lasciato il campo Semeraro. A occhio all'attacco di Guglielmini, è soltanto rimessa dal fondo. Mi si era Rosato, un po' incerto. Moggia, il passaggio deviato da La Piana. Moggia, che diagonale, Guglielmini ha interrotto tutto, ma stava arrivando un bellissimo pallone alla Domada. Guglielmini si allunga con la sola deviazione, calcio d'angolo anche in questo caso. Battuta larga, La Piana a spazio sinistro, anche in questo caso deviazione. Non è così secondo l'arbitro. Moggia evita La Piana, spallata tra i due, il pallone arriva a Tagliente, la protezione di La Barbera. Ma la vittima del contrasto è rimasta giù.
non ce la fa Moggia. Deve uscire, almeno momentaneamente. È entrato Semeraro, anche Azzarello, a partecipare nell'azione. Pallone che è uscito. La Domada. Meno di 10 minuti alla fine. Non arrivano occasioni pericolose per il Villaurea. Pallone messo giù, ancora la Domada, cerca di intercettare Milione, ancora la Domada davanti a Zarello, lo mette giù e c'è il gol da parte di la Domada, quello che l'Itria stava aspettando da tutto il pomeriggio. 5-3 per l'Itria che si porta più 2. È arrivato il gol del Bomber, il numero 25 in stagione, il numero 7 in Coppa per il classe 2006. E adesso il Villaurea è in difficoltà. Ovviamente c'è anche la gara di ritorno tra 2 settimane nella provincia di Brindisi. Però il fattore casa è sempre da prendere a favore. Mancano 8 e 10 alla fine. Tutto comunque può succedere. Guglielmini, arriva Semeraro, un calcio d'angolo. C'è il tiro di Lapiana, respinto da Tagliente. Lapiana, la Barbera evita in questo modo Rosato, pallone che arriva a Passananti, è entrato da poco e rimessa a Villaurea. La Barbera, Lapiana a puntare la Domada, a voler scambiare con Guglielmini. La Barbera e cambio rimessa. Azione che non può essere continuata, è uscito Guglielmini, è entrato Ingrassia nella Villaurea. Grande pallone morbido per Rosato, Passananti è lì. Adesso riceve, non si va a intendere con la Barbera, rimessa regalata all'Itria. Rosato da fuori tiro sporcato, arriva comunque dalle parti di Azzarello a respingere piano, arriva anche Tagliente, c'è il tiro fuori, incredibilmente l'Itria si mangia il 6-3 davanti la porta con Semeraro. L'azione però era un po' confusa, dai rimpalli che sono nati lì. Lapiana sulla Domada, la Barbera a puntare Tagliente, ce l'ha fatta a centrarsi, alto il tiro però del capitano del Villaurea.
time out, 5-3 per l'Itria, epilogo diverso rispetto al primo tempo in cui ci sono stati 2 botta e risposta, poi il nuovo vantaggio di La Barbera per il 3-2 nel secondo tempo, la tripletta di Tajente, poi la rimonta con Semeraro, il gol numero 25 in stagione di La Domada per il 5-3. Mancano 6 minuti e 42 alla fine di questo secondo tempo, con questa gara d'andata che deve essere ancora finita. Il ritorno, lo ricordiamo, tra 2 settimane al Peppino Todisco di Cisternino nella provincia di Brindisi in Puglia. Potrebbe essere un colpaccio questo qui dell'Itria in trasferta, perché poi avrà da giocare la gara di ritorno in casa con il vantaggio a partire dal primo minuto. Si ritorna in campo con il possesso palla in favore dei pugliesi. La Domada, lancio lungo, c'è soltanto la gestione del Villauria con Azzarello che la spazza fuori il più lontano possibile per allontanare la minaccia. Pallone morbido, il controllo voluto da Rosato. La Barbera, la piana, l'intervento di La Domada che recupera, no, ce la fa la piana, ha commesso comunque fallo il vice capitano del Villauria, ha ammonito il primo del Villauria, primo fallo della ripresa commesso dai palermitani. E allora punizione Itria con La Domada alla battuta. Finta nella battuta e corta, pallone per Tajente, deviazione anche da parte di Azzarello che si allunga in angolo. Battuta rapida, pallone che non sfila, c'è stato il tentativo di passarla dietro, avanza le Villauria, c'è spazio abbastanza per La Barbera, palo assurdo di La Barbera a un passo dalla tripletta, a centimetri nel centrale della porta per segnare il 4-5, ha colpito il palo. Tra l'altro nel primo tempo ha preso anche una traversa su punizione, quindi il pallone che poi è rimbalzato a ridosso della linea di porta. Un po' sfortunato, c'è il tiro qui di La Domada respinto, si prova anche Tajente, c'è un fallo commesso in attacco dall'Itria ai danni di La Barbera. A un passo dal gol il Villauria quando mancano 5,5 alla fine. Pinto lungo con la mano, va a ricevere molto bene Rosato per pochissimo, stava andando verso la porta, ma ovviamente ci deve essere il controllo prima di tutto. Muratore, La Barbera, avanza Muratore, supera 2 avversari, pallone in mezzo con Ingrassia che era andato troppo avanti in anticipo, non si è tenuto dietro. La Domada a puntare Orlando, lo supera, stava per superare anche La Barbera, pallone di Ingrassia messo dentro, lo va a prendere Tajente e avanza l'Itria, Tajente in mezzo, troppo forte per La Domada che comunque ringrazia
ma serviva meno impatto con il pallone per servire il bomber dei pugliesi, per mettersi a tu per tu con Azzarello. Prova ad andare avanti Ingrassia, rimpalla vincente davanti il portiere, Ingrassia, deviazione con il pallone a un passo nell'entrare dentro verso il secondo palo. Altra occasione per il Villauria da parte di Ingrassia e angolo. La Barbera si ferma a sinistro, altra conclusione fuori. 4:16 alla fine. Rosato, stava arrivando Orlando. Azzarello. La Barbera cerca di girarsi, Orlando trova comunque la rimessa laterale. Con un po' di calma Orlando per far rifiatare se stesso e i suoi. La Barbera fa passare, evita il portiere, va a segnare il gol del Villauria. 4:5, è ancora aperta questa partita. Il Villauria c'è grazie alla rete di Orlando. C'è l'ammonizione intanto per Rosato, era già stato ammonito, cartellino rosso. Rosato che va fuori. Scorrettezza commessa a ridosso della porta, difesa da Pinto subito dopo il gol del Villauria. Doppio colpo a favore per i palermitani. Il gol di Orlando a 3:47 dalla fine. E Itria con 4 uomini adesso. Per l'espulsione di Rosato a causa della doppia ammonizione. Si ritorna a giocare, quasi 4 minuti a disposizione del Villauria per poterla pareggiare. La Barbera, c'è anche il fattore superiorità numerica al momento. Orlando protegge contro 2, c'è il recupero da parte di Tajente, c'è anche il fallo da parte del giocatore dell'Itria. La Barbera, largo, Muratore, pallone di Guglielmini, anzi no, di Ingrassia, scusate, calciato male. Villauria resta però avanti a provarci. Muratore, la Barbera, Orlando fermato, il calcio d'angolo, Itria in difesa, Villauria all'attacco. E time out, c'era stato un po' il dubbio se battere nuovamente l'angolo o meno. Alla fine si è andati per il time out. 4:5. Poco fa il gol di Orlando. Si protesta ancora un po' per l'espulsione di Rosato subito dopo il gol dei palermitani. Novità tattiche per il Villauria.
Il solito briefing di Giuseppe Convertini per l'Itria. Non si è contenti tra i dirigenti dell'Itria per l'espulsione di Rosato, ammonito nel primo tempo, espulso per doppia ammonizione a -3 dalla fine. Si va con il calcio d'angolo per il Villauria, battuto la Barbera, Muratore, Ingrassia, nessuna conclusione anche dalla distanza. Muratore, la Barbera, Muratore si accentra, va con la punta, Pinto ci arriva. Non era facile, qui servivano un po' di riflessi perché il pallone era stato leggermente deviato dopo il tiro del giocatore del Villauria. Qui male la Barbera, ma anche sfortunato perché il pallone gli capita addosso e va a concedere la rimessa all'Itria. Che così ha guadagnato tantissimi metri, ma l'intenzione, quella più di difendersi forse, data la battuta un po' arretrata di questa rimessa. Ha comunque ripreso il possesso del Villauria, la Piana, la Barbera, nuovamente per la Piana, il pallone va in mezzo con Semeraro che era lì. Muratore, passaggio per Ingrassia, sta cercando in tutti i modi l'Itria di non far passare gli avversari. 2:11 alla fine. Non è neanche questione di falli perché uno lo ha commesso il Villauria in questo secondo tempo, 2 l'Itria. Al Villauria basta un gol per pareggiarla. Un obiettivo che forse non è neanche questo, perché la squadra di Speciale era passata in vantaggio. La Piana, c'è il tiro da fuori, la deviazione addirittura di Semeraro, non di Pinto, che era vicino al portiere. La Domada contro 3, in mezzo a 3, c'è il fallo, punizione conquistata, cartellino giallo per la Barbera. Secondo ammonito lato Villauria oltre alla Piana, punizione a 1:34 dalla fine. Va il solito la Domada. Sugli sviluppi di una punizione c'era stato il gol dell'Itria. La Domada va a parlare un po' con Tagliente, l'autore del tiro da fuori da quella zona di campo. Va la Domada invece oltre la traversa. Una soluzione imprevedibile verso i propri avversari. Un minuto e mezzo a disposizione per il Villauria. La Piana, Ingrassia, di nuovo per la Piana, era questo il suo desiderio. La Domada se la allunga con la suola, poi perde un po' l'equilibrio, perde il possesso, viene messo giù dalla Piana in maniera regolare. Ha rischiato un po' il giocatore del Villauria, data la munizione di poco fa. La Barbera, stavolta sì, e c'è il fischio. Rientra in campo Moggia. Lato Itria. Un minuto alla fine, da adesso Tagliente per poco a prenderla di testa. Ha presa soltanto con il ciuffo. E Villauria che ha a disposizione 50 secondi. La Piana, diagonale, basso e centrale per Pinto. Il pallone però era uscito
prima del tiro del giocatore del Villauria. Muratore non passa la Barbera e rimessa laterale Itria. Moggia dietro, Semeraro, la Domada, si fa vedere Tagliente, si va da Moggia, ingannato Ingrassia, Itria va avanti, pallone che lo va a ricevere la Domada, ce l'ha sul destro, Zerello copre la visuale, ancora viva la Domada, dietro, manca il tiro Moggia, poi va col sinistro, respinto dalla Piana, ancora Moggia, pallone regalato alla Piana che però deve sbrigarsi, ne ha due attorno se il pallone non arriva per qualche fortuna a Ingrassia. 3 secondi, 68 centesimi e praticamente finita. Pallone buttato fuori, 1 secondo e 8 centesimi. L'Itria vuole soltanto la sirena finale per poter esultare a questa vittoria in terra palermitana. 5-4 per l'Itria, chi sbanca il Palacus batte 5-4 il Villauria e potrà giocare la gara di ritorno con più tranquillità in casa a Cisternino. Villauria che si era portato avanti con la rete di Minnone, il pareggio di Tagliente, il rigore di La Barbera che ha riportato tutto a favore del Villauria. Un altro pareggio da parte di Tagliente, un altro gol di La Barbera che intanto aveva colpito una traversa su calcio di punizione nella ripresa. La tripletta da parte di Tagliente, i gol di Semeraro e la Domada che hanno portato l'Itria sul risultato di 3-5. Non è bastato il gol di Orlando nella fase finale di partita con un altro legno colpito dalla Barbera, un palo un po' 50-50 dal punto di vista della fortuna, con la doppietta personale ma anche una doppietta di legni, un palo e una traversa. Invece la Domada dall'altro lato dell'Itria ritorna a segnare dopo essere stato a secco contro Taranto, è salito a 25 gol stagionali, ma in evidenza si è messo assolutamente Tagliente, che così ha segnato altri gol in Coppa, è salito a 17 stagionali, a 6 in questa Coppa Italia. La gara di ritorno tra 2 settimane, sempre di domenica, il 26 di febbraio, al Peppino Todisco di Cisternino, nella provincia di Brindisi. Qui dal Palacus è tutto, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Gerazzi.